E buonasera a tutti, con lo spazio dedicato agli studenti padani, tante attività per tutti. Partiremo noi l'11 di ottobre con un evento a Varese che coinvolgerà tutti i nostri studenti. Sarà importantissimo partecipare perché si cercherà di capire del futuro della scuola italiana. Ci saranno tutti i politici che si occupano di scuole nelle varie istituzioni, da Centinaio alla Brianza per la regione. Ma parliamo di stasera, anche stasera appunto si parlerà di scuola e di tutte le proposte di Renzi per la scuola, alcune delle quali ci lasciano come sempre basiti. Ma partiamo con la sigla. E mentre Grillo non capisce che con l'arrivo dei clandestini possono arrivare anche pericolose malattie come la tubercolosi, l'ebola e la peste, mentre Renzi tra un selfie e un selfie sbagliato su Twitter, non so se avete visto il suo errore online, comunque, mentre incomincia a capire che il problema grosso della nostra economia è l'euro, oggi infatti ha detto che da quando in Italia c'è l'euro il PIL ha subito un disastroso ribasso, vabbè, meglio tardi che mai, mentre Alfano è preoccupato per i bucumprà sulle nostre spiagge che importunano i turisti e inizia a preoccuparsi delle possibili cellule terroristiche che potrebbero nascere sul suolo italiano, oggi sono sbarcati ancora 1200 clandestini. Bene, ne parliamo stasera anche con Mattia Chiandotto, coordinatore dell'MSP del Ticino. Ciao Mattia, sei in linea? Buonasera a tutti, radioascoltatori e Padania Libera, ma soprattutto Lombardia Autonoma. Lombardia Autonoma, ecco. Allora, ricordiamo ai radioascoltatori che ci sono le linee aperte. La domanda che vogliamo porvi stasera è: cosa aggiungereste alla riforma proposta da Renzi? Allora, Mattia, ci sono tantissime cose da dire. Ricordiamo che le linee sono aperte, appunto. Si potrebbe parlare di tutto. Iniziamo con le elezioni studentesche, dato che è il nostro ambito. Stiamo affilando le spade, giusto Mattia? Esatto. Siamo, ovviamente l'MSP è prontissimo, anzi più pronto degli altri anni, perché alla fine per noi quest'anno è stato diciamo una prova, un rodaggio per i lavori che avremmo fatto per il futuro. E devo dire che quest'anno siamo pronti, anzi non vedo l'ora che arrivi ottobre o novembre per far vedere a tutti che comunque noi ci siamo e puntiamo anche alla grande. Senti Mattia, dimmi. Cosa avete proposto voi lì nel Ticino? State facendo qualcosa? Allora, come Ticino quest'anno noi vogliamo puntare alto. Puntare alto perché insomma mi sono anche un po' stancato, ci siamo anche un po' stancati, diciamo, di correre sempre ai ripari, di fare liste deboli. Quest'anno invece ci sarà una lista, un comitato monocolore, tutto MSP, che si candiderà, almeno mi auguro e sono pienamente convinto che ciò avverrà, in una scuola di Castano Primo, il mio paese. È un istituto di circa 2000 studenti che è il più comunista di tutti, cioè se io potessi riassumere questa scuola, l'istituto Torno è profondamente rosso e quindi come studenti padani quest'anno vogliamo sfidare il sistema, vogliamo sfidare la monarchia, proprio per parlare tanto sempre di indipendenze palle varie, e vogliamo vincere, o comunque vogliamo portare a casa un bel posto, con l'orgoglio di aver presentato una lista che sia libera, che sia autonoma e che abbia delle nuove idee. Oltretutto vogliamo anche andare a Rho. Quello sarà un po' difficile. Abbiamo un ragazzo che sono convinto che riscuoterà un buon successo, perché è un ragazzo affidabile, del quale anche ringrazio che è venuto a darci una mano alla festa provinciale Castano Prima, e quindi niente, questa è la stagione per quanto riguarda la provincia di Ticino. Poi vabbè, ci sono anche altri ragazzi che spero si decidano di buttarsi in una nuova esperienza, però comunque di autunno caldo ce n'è a iosa, diciamo. Perfetto, guarda, anche a Bergamo ci sarà molto movimento, partiremo all'Over più avanti dopo l'evento di Varese che
Ho detto prima faremo un evento simile, dove però sarà più mirato a spiegare un po' com'è entra in vigore la riforma Gelmini, perché noi parliamo già di riforma Renzi, che però intanto andrà in vigore nel 2015 la riforma Gelmini, e per esempio ci saranno molti maturandi che non sapranno che fare. Quindi lì faremo un evento più mirato, però è simbolo che le acque si stanno muovendo. Ci sarà un coordinamento molto importante tra la provincia di Bergamo e quella di Brescia, e quindi anche lì aspetteremo più gente possibile. Comunque, a proposito di provincia, e in particolare della provincia del Ticino, ho sentito che le cose si stanno muovendo anche in ambito scolastico, giusto? Sì, qualcosa si sta muovendo, diciamo che una buona notizia c'è, però non che sia proprio così bellissima, ecco. Un esempio sarebbe l'edilizia scolastica. Il tanto amato Renzi, quando propose i famosi miliardi di euro destinati alla scuola, nella nostra provincia diciamo che qualcosina è arrivato. Qualcosina intendo non il necessario. Diciamo che alcuni comuni hanno ricevuto dei fondi, qualcosina, per sistemare o comunque per mettere in sicurezza edifici. Però dovrei anche segnalare, e auspico che anche la Lega faccia la sua battaglia, ci sono molti comuni che comunque non hanno ricevuto niente e le scuole sono gravemente messe male. Quindi diciamo che di notizie, questa è una notizia abbastanza carina, ecco, non buona, carina, spero che si prosegua e che comunque il governo, ma maggior modo il Ministero dell'Istruzione, si metta una mano sulla coscienza, perché veramente ho anche potuto constatare quest'estate andando in qualche istituto, veramente i controsoffitti sono marci. Quindi onde evitare disastri, onde evitare diciamo episodi poco belli, io vorrei ricordare il liceo di Torino che ci fu un morto, e iniziamo un po' a parlare di scuola. So che è difficile, so che è costoso, però come Lega Nord, anzi sono molto orgoglioso di essere leghista, di avere un rappresentante come Gianmarco Centinaio, che è veramente il top, anzi secondo me è un valore aggiunto, è un qualcosa che la Lega Nord dovrebbe esporre. E quindi secondo me di lavoro, soprattutto di propaganda, ce n'è da fare. Certo, sono pienamente d'accordo, bisogna portare avanti comunque tutte le nostre idee della scuola. Poi nel corso della trasmissione, voi sapete che abbiamo ancora un quarto d'ora insieme, parleremo anche delle proposte a cui noi teniamo molto e che vorremmo fossero quantomeno viste dal governo Renzi e di conseguenza inserite nella riforma. Ma ascolta un'altra domanda molto interessante. Questione assunzioni. Cosa mi dici? Allora, in merito alle assunzioni, questa però è una notizia poco bella, o meglio, non è tanto bella per i precari, perché da un po' di settimane si parla sui telegiornali che Renzi è riuscito a trovare la soluzione a tutti i precari, quindi tutti felici e contenti, tutti assunti, tutti belli e allegri che hanno la loro cattedra, però a distanza di pochissimi giorni, faccio un esempio, nei prossimi giorni Bolzano inizierà la scuola, c'è ancora il problema dei precari. Ma soprattutto c'è un altro problema che magari non viene trattato a livello nazionale, ed è quello degli assistenti amministrativi. Un esempio, stamattina io ero nella mia scuola e ho visto che è cambiato tutto. Ovviamente la domanda sorge spontanea. Ho chiesto come mai c'era stato questo cambio veramente vistoso. E mi hanno detto, ma guarda, secondo la direttiva del Ministero abbiamo dovuto cambiare, o come piace a Renzi, raffrescare l'organico della scuola. Ho detto, vabbè, però comunque le conseguenze a questo non è che sono state poi così tanto positive. C'è ovviamente un grandissimo caos, perché giustamente questi poveri assistenti sono subentrati 3 giorni fa e quindi devono anche vedere un po' come funzionano le cose. E quindi posso dire che ci saranno tante scuole
che faticheranno a iniziare l'anno scolastico perché a livello amministrativo ci sono dei problemi a capire i bilanci, a capire come si fa a lavorare, e quindi diciamo c'è un grandissimo punto di domanda. Dicevo prima, qualcosa si è sbloccato a livello di edilizia scolastica, però dall'altra parte non è che siamo proprio così felici, ecco. E come dicevo prima, speriamo appunto che si sblocchi anche questa questione, anzi ricordo a tutti i radioascoltatori, chi magari è in macchina in questo momento e ci sta ascoltando ed è precario a causa della scuola, che se vuole dire la sua, le linee sono aperte e ci farebbe molto piacere ascoltare le vostre testimonianze, insomma. Allora, certo, Mattia, parliamo della cosa principale di stasera, ossia la riforma, questa benedetta riforma. Vediamo. È stato fatto girare una sorta di volantino che dava come titolo la buona scuola in 12 punti. È diventato famoso questo volantino, e già lì è caso nazionale, perché nel volantino della buona scuola appunto ci sono circa, lo vediamo qua, sono 6 errori grammaticali, quindi della serie iniziamo bene. Il primo punto parla proprio di mai più precari nella scuola, che è quello che hai appena detto tu. Esatto. Dal 2006, il secondo punto dice, dal 2016 si entra solo per concorso. Quindi 40.000 giovani qualificati nella scuola fra il 2016 e il 2019 potranno appunto fare questi concorsi come previsto dalla Costituzione, e quindi mai più liste d'attesa che durano decenni. Molto bene, e qui c'è il nostro primo caso. A noi questa cosa va bene da un certo punto di vista, non va bene da un altro punto di vista, perché è da anni che noi chiediamo che vengano fatte delle graduatorie regionali per tanti motivi, per tantissimi motivi, ma comunque dare la precedenza ai anche neolaureati o comunque a tutti quegli aspiranti insegnanti che vengono dalla propria regione. Per esempio in Lombardia non è possibile che abbiamo un sacco di insegnanti che vengono da un'altra parte d'Italia. Daremo molto più lavoro e sarebbe anche molto più utile da un certo punto di vista dare invece assumere i nostri ragazzi. Di questo cosa ne pensi? Allora, io penso che questo punto è uno dei, diciamo, capostipiti dell'idea della Lega Nord. Ok, sì, nel nostro statuto c'è scritto che noi vogliamo l'indipendenza della Padania, certo, però questo cosa comporta? Comporta comunque a una maggiore attenzione verso le regioni, perché tu mi insegni che prima dell'indipendenza c'è l'autonomia, e come ho detto prima, Lombardia autonoma. Perché ho detto Lombardia autonoma? Per il semplice fatto che portando più poteri nella nostra regione, e poi Andrea mi ricollego al famoso professor chilometro zero, certo, riusciremmo comunque a stilare una sorta di graduatoria tra virgolette regionale, di modo che i professori lombardi, i laureati lombardi o chi per esso possano lavorare nella loro regione, o meglio ancora, lavorare nel loro paese, perché comunque in Lombardia ci sono istituti superiori a IOSA, ma anche istituti elementari, ma anche le scuole materne, quindi di lavoro ce ne sarebbe, però per non fare tanto l'egoista, ce ne sarebbe tanto anche in Sardegna, se si esportasse questa idea in tutte le regioni, perché comunque solitamente il servizio scolastico è rapportato al bacino di studenti. Quindi se, non lo so, in Lombardia facciamo 10, fatto 10, non so, servono 8 professori sono lombardi. In Puglia, in Campania, in Veneto, in Friuli, se servono X professori, è giusto che ci sia una graduatoria che, non dico garantisca, dia la possibilità ai professori di quella regione di poter insegnare, comunque restare nella propria provincia, nel proprio comune, e restare in contatto con la famiglia. Questa è una bellissima idea.
che rivoluzionerebbe il pensiero scolastico. È una buona rivoluzione, sono d'accordo con te. E a proposito di Lombardia Autonoma, come dicevi adesso, anche Maroni ha fatto qualcosa del genere con il ticket sanitario, quindi la precedenza di residenza, che molto semplicemente, come dice Salvini, chi ha pagato per le tasse nella regione d'appartenenza per più tempo ha maturato ovviamente più diritti. Terzo punto, basta supplenze. Renzi vuole un team fisso di professori che garantisca la continuità allo studio. Mi chiedo come possa fare, sono molto scettico da questo punto di vista. Quarto punto, no, dimmi. Sì. No, volevo solo fare un appunto dicendo che questa non è altro che un'utopia, è solamente un modo per far abboccare i soliti polli. Volevo solo dire questo, Andrea, perdonami. Sì, poi la scuola fa carriera, qualità, valutazione e merito. Qui si parla, si dice che ogni 3 anni 2 prof su 3 avranno in busta paga 60 euro netti al mese in più, grazie ad una carriera che premierà qualità del lavoro in classe. Anche qui sono molto scettico. Noi in proposito avevamo proposto, ti ricordi, il famoso pagellino del docente, che mi sembra ancora molto attuale, quindi quasi quasi lo metterei tra le nostre proposte. Cosa dici? Ma certo, quella è una cosa, non dico scontata, però è una delle battaglie che si fa d'anima. Ovviamente tutti i giovani, anche la Lega stessa, sempre mantenuto viva, sempre ravvivato, inserendo anche delle proposte che potessero migliorare questo pacchetto rivoluzionario, chiamiamolo pure così. E ricollegando dal punto di prima sui 60 euro, se quella promessa è come quella degli 80 euro, non so se bisogna essere contenti, perché da un recente studio hanno detto che Renzi ti dà 80 euro, per l'amor di Dio, sono contento che ti dà 80 euro, ma il problema è che te ne toglie 100, quindi è un po' uno specchio per le allodole, e di conseguenza già i professori, gli insegnanti, il comparto docente prende una miseria, perché bisogna assicurare che purtroppo rapportato all'impegno e all'importanza del docente, che sarebbe quello di formare una società, perché una società intelligente, una società che ha studiato, non di certo è conciata come l'Italia. Cito la Finlandia, cito la Norvegia e cito tutti i paesi del nord che hanno un rispetto e danno un sacco di soldi per l'istruzione. Ma a parte questo, Andrea, che sono uscito un po' di discorso, secondo me Renzi ha detto parliamo di merito, sì, ok, ma da subito, non potremmo, fallo, sei Presidente del Consiglio, non c'è cosa migliore che dare dei meriti o dei demeriti a chi svolge bene o male il proprio lavoro, un po' come l'azienda privata. Se tu sono perfettamente d'accordo. Esatto. Io andrei avanti coi punti perché il tempo stringe. Comunque certo. La scuola si aggiorna, formazione e innovazione. Anche qui spero non siano solo belle parole. 6. Scuola di vetro, dati e profili online. Cosa ne pensi di questo? Allora, caro Andrea, l'Italia si sa che è uno Stato molto innovativo con personaggi che sono molto all'avanguardia, tant'è che sempre dal mio viaggio stamattina a scuola, che ero lì per fare dei lavoretti, mi sono reso conto che tantissime aule quest'anno avranno la famosa LIM, la lavagna luminosa. E la domanda è sorta un po' spontanea. Ho chiesto a un mio ex professore, ma lei la sa usare? Lui mi ha risposto, sì, la so usare perché ce l'ho anche nello studio professionale, ma il problema sono i miei colleghi che fanno fatica pure a inserire il voto nel sito internet. Quindi non vorrei immaginarmi di qua che non sanno neanche cos'è un computer, vedere una lavagna luminosa. E quindi purtroppo possiamo sì innovarci, ma se non innovi anche il personale, cosa fai? Bene, questo c'entrava è una Ferrari, è una Ferrari e vai a 50 all'ora. Sono pienamente d'accordo. La scuola di vetro era più sui profili per quanto riguarda il budget, le valutazioni, i progetti finanziati.
che riguardano più prettamente l'ambito patrimoniale della scuola, comunque i risparmi, e qui ci si potrebbe ricollegare alla nostra grande polemica noi più risparmiamo nelle scuole più non riusciamo a prendere i fondi, più ad arrivare ai fondi, più che altro anche per una questione di patto, una sorta di patto di stabilità per la scuola. 7. Sblocca scuola, coinvolgimento di presidi, docenti, amministrativi e studenti per individuare e anche per velocizzare le procedure burocratiche più gravose per la scuola. Quindi anche questo speriamo non siano solo belle parole. Cultura in corpore sano, quindi portare musica e sport nella scuola primaria e più storia dell'arte nelle secondarie, scommettere sui punti di forza dell'Italia. 10. Le nuove alfabetizzazioni, quindi più le lingue fin dalla prima elementare e seconda lingua anche per le scuole superiori. Il punto 11 dice che la scuola sarà fondata sul lavoro, e questo ci interessa perché è da anni che noi chiediamo che ci sia un buon rapporto tra imprese e scuole. Di questo sei contento? Ma allora, sulla carta sono contento, anzi sono contentissimo. Diciamo che tengo a sottolineare che da ex rappresentante di istituto abbiamo sempre cercato qualunque cosa che potesse far uscire i ragazzi durante il periodo scolastico per fare attività pratica. Sono molto contento. Io resto dubbioso sul fatto della diciamo di una retribuzione, ma non vorrei essere frainteso, il pagamento, cioè eventuali opportunità per l'imprenditore che vuole fare queste diciamo collaborazioni. Se poi deve anche pagare per fare questo, non so se riscuoterà chissà quanto successo. Sì, bisognerebbe incentivare le imprese per quantomeno poter ampliare il bacino di utenti che potrebbero usufruire dello stage. Allora, punto 12, la scuola per tutti, tutti per la scuola. E qui ci ricolleghiamo al grande problema delle classi ponte, dei tanti, soprattutto credo al nord. La situazione si sta evolvendo anche al sud, però a quanto sto sentendo, però comunque tante scuole, ovviamente nel mio paese ci sono 20 studenti in una classe e 18 extracomunitari, ovviamente con tutti i problemi legati alla continuità dello studio. Tra l'altro, questione immigrazione, nella sigla iniziale ho parlato dei 1.700 migranti, poi la maggior parte di questi vengono spediti a Milano, infatti se andate in stazione centrale vi spaventate, un disastro, c'erano le ragazze poverine, non avevano paura a passare sullo scalone, quello principale, e come darle torto tra l'altro. Se andate sul mio profilo Facebook Andrea Zanelli, vedete ho pubblicato una serie di fotografie che documentano gli accadimenti di venerdì. Comunque, per tornare a noi, questione classi ponte e scuola, tu cosa dici? Allora, io penso che considerando il fortissimo flusso di immigrati che sta arrivando, e tu e anche te prima all'inizio puntata hai detto che ancora oggi c'è stato uno sbarco abbastanza importante, secondo me risulta necessario rivedere un po' diciamo le politiche di integrazione verso queste persone qua, che vengo a sottolineare, secondo me Mare Nostrum è la più porcata delle porcate. Però adesso che ce li abbiamo dobbiamo tenerceli. Io ho paura che facciamo la fine degli indiani d'America. Non a caso qualche anno fa il buon Bossi fece fare un bellissimo manifesto in cui disse che loro hanno subito l'immigrazione indiani, ora vivono le riserve, ed è un po' la situazione che sta accadendo adesso nelle scuole. Ora i bambini italiani, milanesi, bergamaschi, castanesi, Montello, eccetera, eccetera, si vedranno, diciamo, colonizzare la propria classe, da magari cinesi, da pakistani che magari non hanno mai parlato italiano.
e purtroppo già la qualità della vita scolastica è pessima, ne abbiamo parlato prima in tema di diritto e di sicurezza, figuriamoci se adesso c'è pure la grana, mi piace dirlo per i bambini, sia chiaro, ma è una grana, è un problema per gli italiani, e visto che adesso i baci finti spuntano da ogni parte del mondo, anche sotto il mio letto, dico che è anche un peccato per gli stranieri, perché io vorrei essere un bel pano del cinesino della situazione, con la professoressa che parla in italiano ovviamente corretto, questo qua non capisce niente, primo non impara, secondo ovviamente non si sente interessato, e terzo disturba, e poi c'è tutto ciò che ne consegue. E questa sarebbe l'integrazione? Non credo proprio. Ottimo, grazie mille per la tua partecipazione stasera. Io ti saluto. Intanto, dato che siamo in chiusura, faccio una rapida carrellata delle nostre proposte, perché ci siamo un attimo persi, però è importante che passi il messaggio. Quindi graduatorie regionali, dote scuole e borse di studio con precedenza di residenza da mandare avanti, incentivo nelle materie scientifiche, più laboratorio nelle scuole tecniche e professionali, corsi di formazione e aggiornamento per i docenti a livello regionale, e incentivare appunto l'alternanza scuola-lavoro e garantire agevolazione fiscale ad aziende che assumono i ragazzi dopo lo stage. Ringrazio tutti i radioascoltatori, vi invito a mettere mi piace alla pagina MSP Lombardia e niente, do la parola alla regia. Avete ascoltato Giovani Padani. Ricordate Su e Giù?